12 novembre 2019. Venezia è travolta da una marea che raggiunge i 187 centimetri, seconda solo al disastro del 1966, prima e maggiore di un'ondata di acque alte che continueranno a sommergere la città anche nei giorni seguenti. 11 mesi dopo, il 4 ottobre 2020, le paratie del Mose si alzano per la prima volta, separando la laguna dal mare Adriatico ed evitando, sempre per la prima volta, l'acqua alta che avrebbe sommerso la città. 10 giugno 2021. L'alluvione del 2019 e l'esordio del Mose sono già nei libri di storia, ma i commercianti veneziani che più di un anno e mezzo fa hanno subito danni superiori ai 20.000 euro devono ancora ricevere i risarcimenti. L'Associazione Piazza San Marco, dopo aver già fatto un primo appello in occasione dell'anniversario dello scorso novembre, chiede ancora che i risarcimenti sopra i 20.000 euro per tutte quelle attività che hanno subito i danni dell'acqua granda siano liquidati. Questi soldi sono necessari per poter proseguire più serenamente in un momento così difficile come è quello del post-Covid 2019. Le chiusure forzate provocate dalla pandemia hanno avuto un effetto devastante in un'economia che poggia le basi sul turismo. Dall'ultima acqua granda si sono succeduti 3 governi sostenuti da maggioranze diverse, ma accomunati dall'assenza di risposte. Siamo purtroppo costretti a insistere perché siamo consapevoli dei problemi che i nostri soci e le attività commerciali della città stanno purtroppo passando. Sappiamo che l'amministrazione si è mossa per far sì che questi soldi arrivino, siamo qui a chiederli accanto a loro perché questa procedura sia il più snella e veloce possibile.